Processo Conti di Lavagna, la procura ha presentato le richieste di condanna, 20 anni di carcere per Paolo e Antonio Nucera, Antonio e Francesca Antonio Rodà, 3 anni per l'ex deputata Gabriella Mondello, 4 anni e 6 mesi per l'ex sindaco Sanguineti. Le prime 80 barche rientreranno nel porto Carlo Riva di Rapallo il 1° giugno, avviata anche la conferenza di servizi per rinforzare la diga, inizio lavori a settembre. Anche lei vi rinnova il Consiglio Comunale, i candidati sono il sindaco uscente Vittorio Centanaro e Daniela Prato, consigliere di minoranza uscente. In Fontana Buona chiamati al voto anche i 520 abitanti del comune di Lorsica. La successione di Aulo De Ferrari contesa tra due sfidanti, Alessandro Graziadelli e Gianni Dondero. Il male è intorno a noi come un leone furioso, ma Gesù ci libera con la sua pace, lo ha detto il Papa all'udienza riflettendo sull'ultima invocazione del Padre Nostro, liberaci dal male. Inaugurato l'Anfas Point in via La Marmora a Rapallo, sarà un luogo dove gli ospiti potranno mostrare i prodotti dei laboratori, incontrare la gente, fornire notizie sul mondo della disabilità. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Sono state presentate oggi le richieste dei PM nell'ambito del processo Conti di Lavagna. Oltre 120 anni di carcere sono stati chiesti dal procuratore capo Alberto Lari e dal sostituto Chiara Paolucci nel processo, lo ricordiamo, a carico di una ventina di persone imputate. Secondo l'accusa, come è emerso dalla requisitoria di questi giorni, i politici avrebbero ottenuto l'appoggio elettorale dalle famiglie dei presunti boss in cambio di favori. Oggi sono arrivate appunto le richieste di condanna, le più alte sono quelle per Paolo e Antonio Nucera, Antonio Rodà e Francesca Antonio Rodà, per i quali sono stati chiesti 20 anni ciascuno, 15 anni e 6 mesi per Francesco Nucera, per l'ex primo cittadino Giuseppe Sanguineti la richiesta è di 4 anni e 6 mesi, per l'ex parlamentare Gabriella Mondello sono stati chiesti 3 anni. Ancora 2 anni e 4 mesi per l'ex vice sindaco Luigi Barbieri, 3 anni e 2 mesi per l'ex consigliere Massimo Talerico. Per gli altri imputati ricordiamo i 9 anni chiesti per Paolo Paltrinieri, 2 anni e 6 mesi per il geometra comunale Pietro Bonicelli, 2 anni per Lorella Cella. Domattina inizieranno le arringhe degli avvocati difensori, il giudice si pronuncerà a giugno per il primo grado. Cambiamo tema, è iniziata la conferenza dei servizi per la ricostruzione e il rinforzo della diga del porto di Rapallo a 7 mesi dalla mareggiata. L'iter si annuncia piuttosto breve, tanto che la direzione aspetta le prime autorizzazioni già per luglio, con l'obiettivo di iniziare i lavori a settembre, non appena sarà terminata la stagione. Grazie ai lavori, al primo pontile e al molo Langano, infatti, il 1° giugno un'ottantina di barche potrà rientrare in porto. Sentiamo. Il molo Duca degli Abruzzi, nella parte pubblica del porto di Rapallo, è tornato alla piena operatività alle soglie della stagione estiva e lo ha fatto grazie all'intervento della Porto Carlo Riva, che ha in gestione il porto privato fino al 2056 e ha in carico da convenzione gli interventi straordinari nella zona pubblica. Ma nella stessa giornata c'è stato anche il primo, determinante, passaggio burocratico per la ricostruzione ed il rinforzo della diga del porto privato, la prima riunione della conferenza dei servizi preliminare, che dà il via ad un iter burocratico che si annuncia snello, in forza dell'ordinanza di Regione Liguria che accorcia i tempi per la concessione delle autorizzazioni per le opere danneggiate. Le autorizzazioni dovrebbero arrivare a fine luglio, poi ovviamente nel periodo di agosto e settembre ultimeremo la nostra stagione estiva, perché pensiamo di avere ovviamente la nostra piccola flotta di barche in porto fino alla fine di settembre, e quindi iniziare a lavorare velocemente per poter arrivare alla primavera del 2020 con un porto che sarà operativo perlomeno all'80%. In questo momento la Porto Carlo Riva sta ultimando i lavori sul molo Langano e riaprirà il distributore di carburante. Sono stati riattivati i servizi di energia elettrica e acqua sul primo pontile una volta verificata la sua stabilità. Siamo in linea con quelle che erano state le nostre previsioni di poter arrivare al 1° giugno e di far entrare in porto circa 70-80 barche che potranno rimanere da noi per tutto il periodo estivo. La diga del porto di Rapallo sarà rinforzata e non solo ricostruita. Secondo uno studio dell'Università di Firenze dovrà essere realizzata per reggere l'impatto di mareggiate con tempi di ritorno di 100 anni, ossia di forza addirittura maggiore di quella di fine ottobre. È importantissimo che, così come era prima, il porto di Rapallo era assolutamente integrato
nel territorio, così lo deve essere anche adesso, e quindi utilizzeremo dei massi naturali per il rinforzo della diga, mettendo i massi invece artificiali tetrapodi solamente al piede. E abbiamo verificato anche la posizione della prateria di Poseidonia e faremo un'opera di trasferimento di questi cespugli in altra zona molto delicata per mantenere il più possibile integro l'equilibrio del sistema. E ora alle elezioni continuiamo a proporvi le schede dei candidati a sindaco dei vari comuni. Oggi tocca a Levi. La corsa è tra il sindaco uscente Vittorio Centanaro, che si candida con la lista Levi Tradizione e Sviluppo, e Daniela Prato, consigliera di minoranza uscente, che si candida con la lista Tutti per Levi. Vediamo la scheda. Il candidato numero 1 per il comune di Levi è Daniela Prato, nata a Lavagna il 23 giugno 1969 e nubile, laureata in giurisprudenza, avvocato, libero professionista e appassionata di letture, viaggi e giardinaggio. È stata consigliere comunale di minoranza dal 2014 ad oggi. Alle amministrative 2019 si ricandida sostenuta dalla lista Uniti per Levi. Come abbiamo scritto due parole che sono diventate il nostro motto: voltiamo pagina. Abbiamo un'amministrazione che ormai va a senso unico da tanti anni, i risultati li abbiamo visti, è l'ora di cambiare perché Levi si merita di cambiare, perché è arrivato il momento di riprenderci cura delle nostre cose. Voglio pensare che la nostra amministrazione sarà un'amministrazione familiare, dove ognuno dà il proprio contributo in base a quello che sa fare, disinteressatamente per il bene, per la tutela di tutti. E quindi sì, votate noi perché siamo un gruppo diverso, siamo un gruppo che vuole cambiare. Il candidato numero 2 per il comune di Levi è Vittorio Centanaro. Nato a Chiavari il 12 marzo 1956, ha il diploma di perito industriale ed è impiegato nel commercio. Appassionato di sport e impegnato amministrativamente sin dagli anni 80. Consigliere comunale fino al 1990 e successivamente dal 99 al 2004. Dal 2009 è sindaco. Alle amministrative 2019 si ricandida sostenuto dalla lista Levi Tradizione e Sviluppo. Perché mi conoscono, perché sono presente tutti i giorni, sabato compreso, all'interno del municipio, perché ascolto, perché decido, ma non voglio decidere da solo, perché ho la fortuna di avere una squadra preparata, gente seria, onesta e competente. Ho inserito infatti anche un responsabile della protezione civile e divisione vigili del fuoco a livello nazionale. Ho inserito all'interno della squadra un'insegnante conosciuta e preparata, ho inserito dei tecnici, ho inserito degli ingegneri, ho inserito dei giardinieri. Ci sono delle persone che si occupano a 360 gradi della vita pubblica. Sono persone conosciute sul territorio che sicuramente faranno bene per Levi e per tutto il comprensorio. Hanno una visione globale, al di sopra delle parti, hanno obiettività. Per questo chiedo col cuore, con la mia tradizionale semplicità, perché mi conosce, di votare Levi Tradizione e Sviluppo, lista numero 2. E ora andiamo a Lorsica in Val Fontana Buona. Anche in questo caso i candidati sono due: Alessandro Graziadelli con la lista Lorsica verso il futuro e Gianni Dondero con la lista Insieme per Lorsica. Vediamo la scheda. Il candidato numero 1 sulla scheda elettorale di Lorsica è Alessandro Graziadelli. Nato a Genova il 9 gennaio 1971, è sposato, ha una figlia. Diplomato alla scuola alberghiera, da 20 anni vive a Lorsica, dove svolge attività di artigiano tessitore. È alla prima esperienza politica. Già presidente del Comitato Festeggiamenti Lorsica, l'attuale Proloco, collabora col Museo del Damasco. Alle amministrative 2019 si candida appoggiato dalla lista Lorsica verso il futuro.
ci siamo candidati con la lista Lorsica verso il futuro per cercare di non far morire il nostro paese. Per la maggior parte dei candidati consiglieri siamo tutti del comune, ognuno per ogni frazione, e cercheremo di conseguire diversi obiettivi, tra i quali appunto quello di mantenere sicuramente quello che c'è già nel nostro comune e cercare di migliorare dei servizi che ora sono diciamo quasi del tutto inesistenti. Quindi se avete segnalazioni da farci, se avete dei problemi, non esitate comunque a comunicarceli, che noi cercheremo di risolverli. Ci impegneremo nella tutela della valorizzazione del nostro territorio, dell'ambiente, delle nostre attività culturali, per cercare appunto di far andare avanti il nostro paese e di portarlo verso il futuro. Il candidato numero 2 sulla scheda elettorale di Lorsica è Gianni Dondero. Nato a Cicagna il 19 aprile 1955 e sposato, ha 2 figli. Diplomato all'Istituto Nautico, ha svolto attività come dipendente comunale a Santa Margherita Ligure. Attualmente è in pensione. È consigliere comunale uscente, capogruppo di minoranza, ed è stato per 2 mandati consigliere di opposizione a Cicagna. Nel tempo libero organizza feste con il Comitato Festeggiamenti di Cicagna e la Proloco. È sostenuto dalla lista Insieme per l'Orsica. Io mi sono candidato all'Orsica per avere la continuità che ho fatto in questi 5 anni. Io ho fatto 5 anni in minoranza con l'ex sindaco De Ferrari Aulo e c'è stato un rapporto molto cordiale e molto ottimo, diciamo. E questa volta mi sono presentato candidato sindaco anche per spirito di servizio, perché in questi comuni ci poteva anche essere il rischio della lista unica. Quindi io non vedo bene un comune che non ci sia un'opposizione. E quindi mi sono candidato sindaco con delle persone di Lorsica e anche di fuori per avere la continuità di questi 5 anni passati. E da quest'oggi Telepace dedica uno spazio speciale alle elezioni. Ogni giorno proporremo interviste di approfondimento e di conoscenza dei candidati interpellati su vari argomenti. Questi sono gli appuntamenti: su Telepace 2 al canale 85 alle ore 18, su Telepace 3 il canale è il 115 alle 21:35, alle 8 del mattino e alle ore 15. Su Telepace News il canale 187 invece alle ore 13:30 circa, alle 20 e alle 23. Abbiamo iniziato oggi con i comuni di Cogorno e Castiglione Chiavarese. Ora alcune notizie di cronaca. Intanto parliamo di un incendio di una baracca oggi pomeriggio in località San Pietro, a Rapallo, in un'area accanto al cimitero. Il proprietario, spiegano i vigili del fuoco, aveva acceso un fuoco dentro la struttura, ma le fiamme hanno poi aggredito il locale. Per fortuna l'uomo non è rimasto ferito. Nel tardo pomeriggio sempre i pompieri di Rapallo sono intervenuti in via Giuntini a San Lorenzo della Costa, a Santa Margherita Ligure, per il crollo di un palo dell'alta tensione. Sul posto anche la polizia municipale e i tecnici dell'Enel. 6 persone sono state denunciate dai carabinieri di Rapallo. Si tratta di un 68enne che occupava abusivamente un appartamento di cui ne attestava falsamente la proprietà, un 38enne e una 45enne, entrambi censiti, che, ospiti di una donna residente a Rapallo, ne approfittavano per rubarle 3 telefoni cellulari allontanandosi dalla sua casa senza avvisare. Poi un 43enne in possesso di un motorino rubato ad un anziano del posto, il fatto è avvenuto alcuni mesi fa. Un 17enne sorpreso in possesso di una bicicletta rubata ad un'anziana del posto. E infine un 44enne che aveva acquistato da privati degli oggetti vari e li aveva pagati con assegni circolari che poi sono risultati contraffatti. Una chiavarese è stata denunciata dai carabinieri per insolvenza fraudolenta. La donna non ha corrisposto 4.000 euro pattuiti alla ditta incaricata che aveva installato nel suo appartamento un impianto di sicurezza. E sempre a Chiavari i carabinieri hanno denunciato per furto in concorso in un esercizio commerciale 2 giovani, un 17enne e un 19enne, entrambi studenti. I 2 hanno asportato da un negozio del centro alcuni capi di abbigliamento che poi sono stati recuperati e restituiti.
E ora siamo all'informazione religiosa, la pervasiva presenza del male nel mondo e nel nostro cuore. È a questo tema che il Papa ha dedicato la catechesi dell'udienza generale di oggi, completando la serie di riflessioni sul Padre Nostro. La sintesi nel servizio. Ma liberaci dal male è l'ultima invocazione del Padre Nostro a cui il Papa dedica la catechesi del mercoledì. Chi prega dice non solo chiede di non essere abbandonato nella tentazione, ma supplica la liberazione dal male. Riconosce dunque la presenza del maligno e la sua minaccia. Infatti la preghiera cristiana non chiude gli occhi sulla vita, è una preghiera filiale e non infantile. Non è così infatuata dalla paternità di Dio da dimenticare che il cammino dell'uomo è irto di difficoltà. Se non ci fossero gli ultimi versetti del Padre Nostro, come potrebbero pregare i peccatori, i perseguitati, i disperati, i morienti? L'ultima petizione è proprio la petizione di noi quando saremo nel limite, sempre. Il male sta intorno a noi come un leone furioso, spiega Francesco. È una presenza inoppugnabile, tanto che a volte sembra perfino più nitida di quella della misericordia di Dio. Lo stesso Gesù, spiega, ha sperimentato la forza del male. Ecco che cos'è l'uomo, un essere votato alla vita, che sogna l'amore e il bene, ma che poi espone continuamente al male se stesso e i suoi simili, al punto che possiamo essere tentati di disperare dell'uomo. Tuttavia, conclude il pontefice, il cristiano sperimenta anche che Gesù è dalla nostra parte e viene in nostro aiuto. Dal perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace. La vera pace viene da là. Dono del risorto è la pace, un dono che ci dà Gesù. Pensate che il primo saluto di Gesù risorto è pace a voi. Questa è la nostra speranza, la forza che ci dà Gesù risorto che è qui in mezzo a noi. Cambiamo argomento, torniamo sul nostro territorio. Questa mattina in via alla Marmora a Rapallo, in centro città, è stato inaugurato l'Anfas Point. Per gli ospiti e gli educatori dell'associazione è un'occasione per vivere la città, per mostrare i prodotti dei laboratori e per dare informazioni sul mondo della disabilità. Siamo andati a vedere. L'Anfas apre in città. Da oggi l'associazione sarà presente in un locale di via La Marmora a Rapallo. Per gli ospiti un'occasione di incontro con la gente, un passo verso l'autodeterminazione e un'occasione di visibilità. Sino ad oggi l'Anfas era raggiungibile soltanto nelle strutture di Villa Gimelli e San Michele di Pagana. Ora spalanca la sua porta sulla strada. Alcune mattine alla settimana, poi speriamo tutte, alcune delle nostre persone con disabilità verranno a fare delle attività insieme agli educatori, agli assistenti e nello stesso tempo presenteranno i loro prodotti alla cittadinanza, a chi passa di qua, a chi vuole vederli, eventualmente acquistarli. Ma c'è un altro fatto importante culturale, che noi qua diventiamo un punto di riferimento per farci conoscere, per far conoscere la disabilità, perché i nostri ragazzi conoscano la città e pertanto non sarà solo un discorso di un negozietto o di un laboratorio, ma deve diventare un point, come lo chiamiamo, un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, che può chiedere informazioni, può riceverne, ecco, può consultare volumi e libri che noi abbiamo sulle nostre attività. Questa mattina l'inaugurazione del locale che l'Anfas ha ottenuto vincendo un bando. Ci siamo resi conto che anche ai nostri ragazzi piace fare questi lavori qua e diventare parte attiva della società per loro è molto importante. Quindi abbiamo qualche anno fa presentato questo progetto, l'idea di trovare uno spazio in cui portare proprio gli oggetti che quotidianamente i nostri ragazzi realizzano nei nostri laboratori. Penso che possa venire veramente un bel lavoro, che i nostri ragazzi si sentano partecipi della vita della città. All'iniziativa solidale di Coop Liguria Dona la Spesa dello scorso 11 maggio sono state raccolte 37 tonnellate di alimenti. Nel Tigullio sono state raccolte 1,7 tonnellate di prodotti nel supermercato di Sesti Levante destinate al centro di distribuzione alimentare. 1,1 tonnellate di merci all'Ipercoop di Carasco andranno ai volontari della Croce Rossa. Il negozio di Rapallo ha donato ben 916 kg alla consulta del volontariato, mentre alla Coop di Chiavari sono stati raccolti 745 kg di alimenti destinati all'Associazione Famiglie del Tigullio.
Dall'attivazione del numero verde dedicato al gioco d'azzardo patologico sono 40 le persone che hanno chiamato e che sono state prese in carico dai servizi territoriali. Il servizio è partito il 1° aprile scorso insieme ad una campagna informativa di promozione. L'assessore regionale alla salute Sonia Viale ha spiegato che il Fondo Nazionale di Contrasto al Gioco d'azzardo mette a disposizione della Liguria 1.366.000 euro. Per l'ASL 4 sono destinati 102.656 euro. Ora spazio alla cultura, Jazz e Saudagi Experience è il titolo del concerto che si terrà giovedì sera all'Auditorium San Francesco di Chiavari, domani. Promosso dal distretto 108 IA2 dei Lions International Club, che riunisce il Basso Piemonte e l'area da Genova a Spezia, ha l'obiettivo di raccogliere fondi per un progetto relativo al Gaslini di Genova. I dettagli nell'intervista. Chi saranno i protagonisti di questo appuntamento? Protagonisti sotto il profilo musicale sarà la Jazz and Saudagi Experience, un gruppo formato da 6 bravissimi musicisti, una cantante e poi avremo clarinetto, tromba, contrabbasso, batteria e pianoforte. Treguari Cattaneo, un nome di grande rilievo nazionale ed estero, così come Ferrario, notissimo clarinettista. Che tipo di musica si potrà ascoltare? È un misto di musica tra il jazz tradizionale, diciamo, di Gershwin Ellington, con un aspetto specifico della Saudagi brasiliana. Noi abbiamo una bravissima cantante che si chiama Alessandra Cabella, che riesce a parlare la lingua, il dialetto portoghese vero e proprio con efficacia e quindi riesce a riportare quelle tone tristi della Saudagi brasiliana che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Il ricavato come sarà utilizzato? Come Lions del distretto 108 IA2 è da ottobre che stiamo portando avanti una raccolta di fondi rivolta all'ospedale Gaslini, ma la finalità specifica è riuscire a costruire un piccolo campo giochi, parco giochi inclusivo e un campetto di calcio per i bambini che sono lì ricoverati. Il simbolo di tutta questa operazione è sempre stata una sciarpetta azzurra che noi abbiamo portato in giro come raccolta fondi per tutti i vari Lions Club e questa piccola sciarpetta vuole essere un misto della fragilità dei bambini mescolata a quel cielo azzurro sotto il quale penso tutti hanno diritto di giocare e di gioire. Quanto manca per realizzare il sogno? Sinora abbiamo raccolto circa 8.000 euro. Per arrivare al totale manca ancora qualcosina perché la spesa prevista si aggira intorno ai 12.000 euro. Ora parliamo di un'iniziativa che si chiama Chiavari chiama America Latina, è il titolo di un ciclo di incontri che prenderà il via sabato nella sede di YLab. L'obiettivo è di mettere in luce lo storico legame tra il Tigullio e il Sud America. Si inizia parlando del dramma Venezuela, sentiamo. È un coltivare la memoria e rinsaldare legami che rischiano di andare perduti. È il cuore del ciclo di incontri Chiavari chiama America Latina, riflessioni e testimonianze su un continente amico. La rassegna, curata in collaborazione con il settimanale Piazza Levante, vuol ricordare la storia di emigrazione del Tigullio e del suo entroterra in Sud America, in una società, quella attuale, che rischia di dimenticare il passato, primi tra tutti i giovani. Se col passare del tempo i legami rischiano di allentarsi, il ciclo di incontri si propone di aprire un focus sui rapporti storicamente molto intensi tra il Tigullio e l'America Latina, con accenni alle situazioni attuali. Il Venezuela è un caso drammatico in questo momento, però vorremmo continuare con iniziative che riguardano altri paesi e che si propongono di tenere viva la memoria e i legami con quelle comunità che guardano all'Italia come ad un paese importantissimo e che vorrebbero da parte dell'Italia un'attenzione, un legame, un sentimento molto maggiore di quello che in realtà è. Il primo incontro è dedicato al dramma del Venezuela. Il giornalista Massimiliano Lussana intervisterà il docente di storia dell'America Latina all'Università di Bologna, Loris Zanatta. L'appuntamento è per sabato 18 maggio alle 17:30 in YLab a Chiavari, un'occasione per riflettere sulla retorica del sovranismo militare. Modererà Giovanni Beverini, che da un paio d'anni si interessa della questione venezuelana e ha stabilito rapporti con membri dell'opposizione. Da ultimo sto organizzando una audizione avanti alla Commissione Esteri della Camera dei Deputati di Antonio Ledezma, l'ex sindaco di Caracas, leader dell'opposizione a Maduro, esule a Madrid. Solo fino a 50 anni fa il Venezuela era una delle maggiori potenze economiche del mondo. Oggi si ritrova alla fame,
e vede soppresse le più elementari libertà democratiche. Come sapete, nei giorni scorsi l'ambasciatore della Mongolia ha visitato Sestri Levante. Il mini tour ha toccato anche la Galleria Rizzi. La visita, promossa dalle associazioni culturali Oleudo e Genuensis, si è svolta alla presenza anche del console onorario della Repubblica. Ad accogliere la delegazione il presidente della Fondazione Rizzi, Francesco Baratta. Nella manifestazione di saluto Baratta ha richiamato alcune caratteristiche della Mongolia dal punto di vista ambientale, storico e spirituale, tracciando una sorta di analogia con la Galleria, luogo nel quale si è immersi nella contemplazione dell'arte pittorica e nella storia dell'arte del bel paese. Umorismo a Sestri Levante, invece, è il titolo della mostra di vignette che sarà inaugurata nella Sala Riccio del Palazzo Comunale venerdì 17 maggio alle ore 10. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Oleudo nell'ambito del premio Due Facce 2019 che è giunto alla terza edizione. I vincitori saranno decretati dai voti dei visitatori. Il tema di quest'anno è Le favole, per ribadire il legame tra la città e il premio e il Festival Andersen. Ad esporre ben 40 vignettisti provenienti da ogni parte d'Italia. La mostra chiuderà domenica 26 maggio, mentre la premiazione si terrà il 16 di giugno. E ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 16 maggio. Nella Sala Bo di Palazzo Fasce a Sestri Levante apre i battenti la mostra di disegni del concorso dell'Avis Il dono del sangue. Esposti i disegni degli alunni delle scuole primarie. L'orario di apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 fino al 26 maggio. Sempre a Sestri Levante, nei locali del Musel, mostra dei lavori realizzati dai bambini del comprensivo partecipanti agli Andersen Lab 2019. Il tema Tu che mi guardi, tu che mi racconti, a cura di Maria Rocca. L'orario dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 fino al 16 giugno. Mettiamoci in gioco contro la violenza è il titolo del convegno che si svolgerà all'Istituto Nautico San Giorgio in Darsena a Genova. Il via alle ore 15. L'iniziativa è curata dal Centro per non subire violenza. Le conclusioni intorno alle 18. Nell'ambito degli incontri dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 al Teatro delle Clarisse, lezione e concerto su Gaetano Donizetti, Elisir d'amore. Ne parlerà il critico e musicologo Giancarlo Landini. Saranno eseguiti alcuni brani dell'opera lirica. E infine alle 21:15 nella biblioteca di Sesta Godano, nuovo appuntamento con il Maggio dei Libri. Tema della serata, Il mondo di Marica, storia vera di una donna, tra intoppi e resilienza, alla ricerca della felicità. Interverrà l'autrice Antonella Tomaselli. Lo sport, una notizia di pallavolo. Le ragazze del Casarza Ligure si sono aggiudicate con una giornata di anticipo il campionato territoriale Liguria Levante di terza divisione, acquisendo i diritti per la partecipazione al prossimo campionato di seconda. Le ragazze del coach Fausto Valle e del presidente Danilo Ghio hanno raggiunto l'obiettivo la scorsa domenica in seguito all'ultima sofferta vittoria casalinga, chiudendo il campionato con la promozione diretta senza passare dai play-off. Prima di chiudere un'informazione di servizio, il Comune di Chiavari proroga l'accensione degli impianti di riscaldamento da domani fino a lunedì 20 maggio compreso per un massimo di 8 ore giornaliere. L'ordinanza è stata firmata oggi dal sindaco, considerato il calo delle temperature. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio ad una nuova puntata di Missione Mondo. Questa sera potrete vedere 2 mini documentari realizzati da Luci nel Mondo e dedicati al prossimo Sinodo dell'Amazzonia. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito e sul canale All News 187. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.